Muy buenos días, soy Eleonora y les doy nuovamente la bienvenida a Un Sorriso in Più Family. Mi trovo nella località di San Miguel, corregimiento di El Saladito, esattamente a 12 km sulla strada che collega Cali, la città di Cali, con il porto di Buenaventura, la città di Buenaventura, sull'Oceano Pacifico. È una regione molto bella, una regione molto fresca. Qui siamo a 1350 metri sul livello del mare, è sempre fresca, sempre c'è il sole 365 giorni all'anno. E mi trovo specificamente in questa proprietà che i miei nonni hanno fatto e che hanno chiamato la Toscana, ed è bellissima. Spero di non emozionarmi troppo e commuovermi. Comunque, io volevo farvi conoscere un po' questa regione, raccontarvi che qua questo territorio ospita 562 specie di uccelli ed è meraviglioso. Alle 5:30 del mattino inizia un concerto incredibile e alle 7 di sera il concerto di Rospi, è una favola. Comunque, torniamo agli uccelli, a queste specie di uccelli. Io volevo farvi conoscere quelli che abitano qua vicino, intorno a me, vicino a questa proprietà, e per quello approfitterò che a loro piace tanto mangiare questo tipo di platano che si chiama guayabo e che erano verdi e adesso stanno maturando e vedo che spesso arrivano qua. Allora ho pensato di posizionare parte di qualcuno di questi platanos lì in questo albero. Vediamo, scegliamo quelli che sono stati, ecco qui, quelli più mangiati da loro, anche questo, vediamo. Posizioniamo questi platano lì su un albero e poi ho fatto anche una specie di mensa per loro, in modo che io riesco a fotografarle più facilmente. Allora, accompagnatemi. Ecco, accompagnatemi qua. Mettiamo uno qua, anche qua. Oh, la mia margherita. Ecco. E adesso ieri mi è venuto in mente di fare questa mensa, come vi dicevo, per loro. Adesso. Ed è qua. Allora, mettiamo qua. Mettiamo qua e mettiamo qua. Benissimo, così loro fra poco arriveranno a mangiare ed è bellissimo. Ci sono uccelli di tutti i colori e cantano diversamente. A me piace particolarmente il carpintero, quello che picchia, il picchio che fa i buchi sull'albero. Li ho scoperto ed è bellissimo, mi piace, mi ispira, mi fanno compagnia. Allora, io ho una missione importante: mettermi lì tranquilla e cercare di fotografare tutti quando arrivano a mangiare. Anzi, sono già arrivati, stanno iniziando ad arrivare. E voi vi lascio anche un piccolo compito: se mi aiutate a vedere, a sapere quali sono le diverse specie di questi uccelli, indagate, cercate su internet, sui libri, e così insieme dopo sapremo quali sono queste specie di uccelli. Bene, io con questo vi saluto. Volevo dirvi che anche se sono a 10.000 km di distanza, vi voglio bene, vi penso sempre e vorrei condividere con voi ogni cosa bella che vedo, ogni fiore, ogni paesaggio, ogni uccello, ogni farfalla, ogni rumore. Sentite, sono rumori anche che mi ricordano molto la mia infanzia, il mio essere bambina qui in questo meraviglioso posto. Allora, adesso mi allungo un po' troppo e mi metto in postazioni a fotografare questi uccelli per voi e per me, e vi voglio dire che vi ricordo sempre, vi porto nel mio cuore, vi mando un abbraccio molto forte. Sentite che bello, e vi porto sempre nel mio cuore e vi voglio tanto bene. Mi sto emozionando un po'. Baci, ciao, alla prossima.